Adesso è il turno dell'altro liceo classico importante della nostra città, diretto dalla professoressa Giovanna De Francesco, che ho il piacere di accogliere qui, e anche con lei abbiamo già vissuto diverse esperienze, no? Fino all'altro giorno alla Camera di Commercio abbiamo consolidato anche un altro risultato, no? Quello di un'altra esperienza, il plugging, che abbiamo vissuto insieme. E la professoressa De Francesco, quando gli ho parlato di questo progetto, ha immediatamente sposato l'idea e si è organizzata per giovedì 30 novembre ore 9:30. Che cosa accadrà al Liceo Classico Mauro Lico? Allora, intanto buongiorno, si sente? Sì. Buongiorno a tutti. Cosa accadrà? Intanto diciamo che ho sposato subito questo progetto perché quando mi si propongono dei progetti validi, interessanti, eccetera, ce ne sono tantissimi e le proposte sono sempre svariate, io penso sempre ai miei ragazzi e allora dico a me stessa cosa può fare la scuola per i propri studenti e questo è un progetto assolutamente importante. Importante perché diciamo intanto attraverso queste attività come si vede anche dalla foto nella locandina sono sempre gli studenti protagonisti, ma soprattutto li introduciamo o li come dire, avviamo verso un percorso che è quello dell'amore verso la propria terra, del senso di appartenenza, dell'identità, identità che è quella siciliana e che sta all'interno, diciamo, di un processo educativo che permetta anche ai nostri giovani di apprezzare la loro terra, di viverla e di non andare via. Certo. E di non andare via. Anche questo è un aspetto. Tant'è vero, insomma, tutti forse, non so se tutti conoscerete il nostro ultimo, avete visionato, avete ascoltato il nostro ultimo video. Come no? Mare Fora, che è stato appunto molto apprezzato anche diciamo io ho ricevuto e ho visto nei momenti in cui l'abbiamo lanciato, ho visto la partecipazione da parte di genitori, diciamo persone varie che hanno i figli fuori e che quindi hanno provato un momento di commozione e di sgomento rispetto a quello che noi volevamo trasmettere. E quindi diciamo quando io poi l'ho proposto ai ragazzi, i ragazzi hanno aderito immediatamente. Hanno aderito perché è una continuazione. Anche nel suo caso ha ospiti interventi di prestigio da Mario Sarica, Daniele Magris, Sergio Foscarini, Anna Maria Ceri, Carmelo Lupini. Carmelo Lupini, sì, sono docenti, Mario Sarica lo conoscete, il professore Daniele Magris e Sergio Foscarini sono docenti di latino e greco nel nostro istituto e diciamo c'è anche la cura verso lo studio. Per esempio c'è uno studio, una statistica per cui sono state visionate 5.000 circa parole in siciliano che abbiamo visto per il 50% provengono dal latino. C'è un 15% che proviene dal greco, il resto arabo e francese. Quindi andare poi a studiare, a ripercorrere determinati diciamo, tradizioni e determinati anche lavori che riguardino lo studio etimologico delle parole, ovviamente è un valore senza ombra. Certo. Un liceo classico. Certo, benissimo. Per cui appuntamento nell'aula magna del Liceo Classico sì. Giovedì 30 novembre alle 9:30. Esatto, abbiamo oltre 100 posti, quindi siete i benvenuti tutti. Ci saremo, grazie. Passiamo grazie alla professoressa De Francesco, alla slide successiva.